Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Uccisa selvaggiamente a mani nude, non era un incidente domestico ma femminicidio. Arrestato a Gela un rumeno, devastato il corpo della compagna. A 7 giorni dal nubifragio di Favara non si trova ancora il corpo della donna travolta dal fiume di fango. Recuperato il portafogli, il cellulare e un pantalone. Spunta la pista mafiosa dietro il rapimento lampo di un 17enne di Vittoria. L'inchiesta passa alla DDA di Catania. Rapporto ecomafia in Sicilia, record di reati contro gli animali. I clan fanno affari con i rifiuti e l'ambiente. Uno striscione enorme per la Palestina al liceo ospedalieri di Catania. Gli studenti occupano la scuola preoccupati per il loro futuro di fronte a guerre e massacri. Emergenza cinghiali nelle campagne del Siracusano, la regione posiziona le prime trappole per fermare l'avanzata dei suini che arrivano anche in pieno centro abitato. Polemiche sul ticket di 5 euro per visitare i crateri silvestri, la replica del proprietario di Funivia dell'Etna, Russo Morosoli, il bene è di mia proprietà, non è demanio. Calcio, il Catania lavora alla trasferta di Giuliano a pieno organico, anche Aloy e Ruffini tornano in gruppo. Martic è l'unico indisponibile per la sfida contro i campani. Uccisa brutalmente a mani nude per il femminicidio di una donna rumena, ha arrestato il convivente, un connazionale. L'uomo ha picchiato selvaggiamente la compagna fino ad ucciderla. Gerry Italia. Una scena di devastazione, una violenza brutale. Così il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, ha descritto le condizioni in cui è stato trovato il corpo di Veronica Basa, 64 anni, uccisa lo scorso 17 settembre nella sua casa di Via Amendola. Quello che ci racconta soprattutto i primi accertamenti sul cadavere di una violenza selvaggia di quest'uomo che nei confronti di questa donna, che ha portato a delle lesioni molto importanti sul cadavere, lesioni anche interne e per la maggior parte, per quello che sembra, fatte a mani nude. Per il delitto è stato arrestato Lucian Stan, 40 anni, bracciante romeno, accusato di omicidio volontario aggravato. Secondo le indagini l'uomo avrebbe picchiato la convivente fino alla morte, tentando poi di ripulire la scena per far credere a un incidente domestico. L'autopsia invece ha rivelato un grave politrauma cranico e toracico, colpi ripetuti, schiacciamento, segni compatibili con un'aggressione a mani nude. L'esame autoptico descrive un quadro di violenza devastante, un corpo fortemente provato dalle forti violenze impresse dai colpi, addirittura da una compressione toracica in cui il GIP di fatto plasticamente descrive una posizione a cavalcioni dell'aggressore sulla vittima, e quindi poi l'insieme di queste evidenze investigative e scientifiche ha consentito di raccogliere un quadro indiziario convergente confermato dal GIP nell'emissione del provvedimento cautelare. A dare l'allarme non fu lui ma un vicino di casa, ore dopo la morte. Nel quartiere San Giacomo intanto restano sgomento e rabbia, mentre la comunità romena si è stretta nel dolore per una tragedia che forse poteva essere evitata. Il portafoglio, una scarpa e forse un pantalone, quello che rimane per ora di Marianna, la donna ancora dispersa ad una settimana dal nubifragio che ha travolto Favara in provincia di Agrigento. Davide Sardo. All'alba di oggi è ripartita, tra dolore e speranza, la corsa contro il tempo per ritrovare Marianna Bello, la 38enne di Favara, travolta mercoledì scorso dal fiume di fango e pioggia, risucchiata da un collettore mentre cercava di mettersi in salvo. Favara è sotto shock. Ad una settimana dal nubifragio crescono indignazione e rabbia. Che è colpa che hanno tolto le gratette non hanno togliere, che a quest'ora non fosse in questa situazione, con le grate si fermava e quest'ora fosse tra noi, non fosse così dispersa. Speriamo che viva, ma sono passati 6 giorni, penso che questa ragazza o è sbattuta in qualche muro, in qualche sasso grosso, speriamo che viva, ma a questo punto non ci credo più. Sarà sepolta sotto i cespugli, i canneti, queste cose qua. Nel percorso che porta al depuratore, i soccorritori hanno ritrovato nei giorni scorsi alcuni effetti personali, la borsa, il cellulare, i documenti, la felpa.
Ma il ritrovamento più toccante è avvenuto ieri pomeriggio, un pantalone coperto dal fango, forse quello che Marianna indossava quella mattina maledetta, un dettaglio che ha gelato il cuore dei familiari e commosso l'intera comunità. Noi ci auguriamo tutti quanti che questa povera signora venga trovata immediatamente per dare sollievo al marito, ai figli e a tutta la popolazione. E mentre i vigili del fuoco continuano a svuotare i laghetti di fango, la speranza è almeno di trovare il corpo. Spunta l'estorsione, la pista mafiosa dietro il rapimento lampo di un 17enne a Vittoria. La figlia al nostro TG dice di non avere mai ricevuto richiesta estorsiva o minacce. Intanto l'inchiesta passa alla DDA di Catania. Giusy Lazzara. Spunta la pista dell'estorsione mafiosa sul rapimento lampo a Vittoria del 17enne rilasciato dopo 24 ore. Per questo adesso l'inchiesta del Tribunale di Ragusa è passata alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e affidata all'aggiunto Sebastiano Ardita, al sostituto Alfio Fragalà, d'intesa col procuratore Francesco Curcio, che approfondiranno la pista della criminalità organizzata sul territorio ragusano. La famiglia non ci sta, il padre del ragazzo, ancora scosso, ribadisce: è stato un fulmine a ciel sereno, non abbiamo mai avuto alcuna minaccia e non riusciamo a capire ancora quale sia il motivo del sequestro. Il 17enne si sta lentamente riprendendo, racconta il padre, va a scuola ed è tornato anche a lavorare nell'azienda familiare che si occupa della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Il giovane è stato sentito dagli investigatori con gli amici che erano con lui al momento del sequestro. Il comando è entrato in azione il 25 settembre di sera, prelevando il 17enne. Uno dei 4 rapitori lo ha chiamato per nome, lo ha preso per un braccio e caricato in macchina. Il ragazzo verrà rilasciato 24 ore dopo e ritrovato in strada da un amico nei pressi di un capannone, risultato di proprietà di un cugino di Gianfranco Straquadaini, il boss di Vittoria, latitante da oltre un anno. L'operazione Mercurio e GIP ha fissato l'udienza preliminare per l'inchiesta che vede indagato per voto di scambio, fra gli altri, l'ex presidente del Consiglio Comunale di Catania, Giuseppe Castiglione. Desiree Ferlito. I comuni di Catania e Misterbianco, la Regione Sicilia e il Ministero dell'Interno sono le parti civili ammesse all'udienza preliminare con 25 imputati, scaturita dall'operazione Mercurio dei Carabinieri dei ROS, coordinata dalla DDA Etnea, sulla capacità della famiglia Santa Paola Ercolano di penetrare all'interno della pubblica amministrazione per coltivare i propri interessi economici nel settore degli appalti pubblici. Il GUP Fabio Di Giacomo ha escluso per un vizio di forma il comune di Ramacca e ha fissato il calendario per i procedimenti. Il 17 ottobre per l'udienza preliminare e il 4 novembre invece per chi accede al processo col rito abbreviato. Tra gli imputati per cui la PM Raffaella Vinciguerra ha chiesto il rinvio a giudizio ci sono il deputato regionale Giuseppe Castiglione, ex presidente del Consiglio Comunale di Catania, ex capogruppo del MPA all'Ars ed ex componente della Commissione Antimafia, accusato di voto di scambio assieme all'ex consigliere comunale di Misterbianco Matteo Marchese. Secondo l'accusa i due avrebbero sottoscritto un accordo con il clan Santa Paola Ercolano per riuscire a vincere le elezioni regionali del 2022 per Castiglione e le comunali del 2021 a Misterbianco per Marchese. Mafia e ambiente, un legame illecito sempre più attuale. Oggi presentato il rapporto Ecomafie. Sentiamo Marco Gullà. La Sicilia è una delle prime regioni in Italia in cui dilaga l'illegalità ambientale. È quanto emerge dal report presentato a Palermo durante una conferenza dedicata al contrasto dei reati ambientali che ha riunito esperti, rappresentanti delle forze dell'ordine e autorità giudiziarie. L'Isola è la prima regione per reati contro gli animali, dato legato soprattutto alla pesca abusiva, ma è anche la terza regione per reati ambientali. E poi la mafia che si insinua nell'economia circolare, affari illeciti mascherati. È una mafia evoluta che ormai si infiltra nell'economia, aggredisce l'economia circolare, lo raccontano le relazioni della direzione investigativa antimafia, i contributi che ospitiamo nel nostro rapporto Ecomafia. L'aggressione criminale all'ambiente è diventata un business da tempo, ma negli ultimi anni le mafie stanno cercando di sfruttare anche le buone pratiche che si diffondono nel paese. Palermo, Messina e Trapani primeggiano nella classifica regionale dell'illegalità ambientale. Messina è al primo posto anche nel ciclo illegale del cemento, affari che spesso hanno una radice mafiosa. Si insinua nelle imprese legali, nelle imprese
dell'economia circolare, le imprese della transizione energetica per fare e lucrare sui profitti, ma soprattutto appoggia le imprese diciamo sane per far abbassare i costi di gestione appunto tanto dei rifiuti quanto quelle di gestione dei movimenti terra. La protesta pro Gaza non si ferma. A Catania ha occupato il liceo classico ospedaliero. In un documento gli studenti spiegano il loro no al genocidio di Gaza. Simona Mazzone. Cori e applausi davanti al liceo classico ospedalieri di Catania, dove oltre una cinquantina di alunni ha occupato l'istituto e qui ha passato la notte. In assemblea permanente, all'interno riuniti con bandiere e striscioni qui fuori, contro la violenza della guerra, contro il genocidio a Gaza, preoccupati per il loro futuro davanti a un presente di morte e devastazione. Una decisione, quella dell'occupazione, dopo un percorso di riflessione e proteste. E una bandiera gigante pro-palestina occupa il fianco dell'edificio, la vedete alle mie spalle, ancora per rafforzare il messaggio che questi ragazzi vogliono lanciare. Questa mamma ha 2 figli che frequentano la scuola. Sono molto orgogliosa del fatto che abbiano delle idee, che scendono in piazza a protestare, a far valere i propri diritti per ciò che può essere il loro futuro e per ciò che è il loro presente. Gli studenti non vogliono parlare al microfono, temono provvedimenti per chi occupa la scuola, ma hanno redatto un documento con le loro ragioni accessibile a tutti. Fuori dall'istituto anche un gruppo di docenti capitanati dalla dirigente scolastica. Noi abbiamo avuto diversi confronti con i ragazzi e sicuramente ora usciremo da questa situazione e io autorizzerò delle assemblee per poterci confrontare. Senza un lamento e di accorteste Cantano la guerra di Piero perché i conflitti da sempre spazzano via gli innocenti, bambini e ragazzi come loro, come i soldati che nella poesia di De André si trovano di fronte sapendo che uno dei 2 non tornerà a casa. E torniamo ad occuparci della circonvallazione di Catania. Si parla tanto di sicurezza, ma da quasi un anno un tratto di marciapiede è ancora transennato. Tonino De Mana. È transennato da quasi un anno, ma sembra non interessare a nessuno. Eppure il pericolo è dietro l'angolo, anzi su quest'angolo che s'affaccia sulla circonvallazione di Catania, al centro di dibattiti per la sicurezza, ma che a volte si perdono nei meandri della burocrazia o del disinteresse. Sta di fatto che da novembre questa enorme parete lavica pende come una spada di Damocle su pedoni, motociclisti ed automobilisti. L'unico intervento del comune di Catania è stato quello di mettere in sicurezza, si fa per dire, il marciapiede. Penso che il comune si dovrebbe dare una mossa e ripararlo al più presto. Poi quando ci scappa è morto, poi siamo tutti afflitti. Dispiace tanto. Per noi cittadini anche vengono persone, diciamo, e vedono questo disastro, perché è un disastro. Qualcuno, per evitare di farsi arrotare dai mezzi in transito, passa all'interno dell'area interdetta, scegliendo forse il male minore. Lei lo sa che ha corso un pericolo non indifferente? Per le pietre? Lo so, già è tanto tempo che è transennata, però non fanno niente per sistemare la situazione. L'abbiamo vista un po' preoccupata passare al di là delle transenne? Sì, perché avevo paura che mi stirassero. Gli enormi massi caduti sono ancora in bella mostra ed altri rischiano di precipitare, compreso l'albero che potrebbe finire direttamente sulla sede stradale. Analoga situazione e quindi identico pericolo dalla parte opposta della carreggiata. Per tutti, pedoni compresi, è consigliabile l'uso del casco. In diverse aree della Sicilia è emergenza cinghiali. Nel Siracusano la regione ha posizionato le prime trappole. Sentiamo Francesco Aloi. La trappola è tra gli alberi di nocciole, in uno dei posti più amati dai cinghiali. Siamo a Buccheri, nella zona montana del Siracusano. Come in altre parti della Sicilia, anche qui è emergenza suini. La prima trappola è stata installata qui a ridosso del centro urbano. Questo è un noccioleto di un'azienda agricola e purtroppo non riesce a fare un raccolto perché appunto i cinghiali, i suini vengono giornalmente. Per questo le trappole sono necessarie. Soltanto nel Siracusano la regione ha formato 85 coadiutori, volontari che avranno il compito di controllare questi sistemi di cattura, che saranno attivati a breve.
I cinghiali arrivano ovunque, fino al centro abitato. Si riproducono molto velocemente e i danni sono ormai troppi. I residenti ci fanno pressione perché subiscono molti danni nelle loro campagne, perché distruggono i muri, fanno cadere i muri. È un problema, è un'emergenza sociale. Un'emergenza che non ha confini e che sta mettendo in ginocchio i produttori agricoli. Dall'altra parte della provincia, Francofonte, ai confini con Catania, il problema è lo stesso. Qui ad essere distrutti però sono gli aranceti. Abbiamo montato dissuasori sonori, luminosi. Le trappole che abbiamo utilizzato non hanno sortito quello che noi speravamo. Il pagamento di 5 euro per visitare i crateri silvestri ha scatenato polemiche politiche e istituzionali. Il proprietario di Funivia dell'Etna, Russo Morosoli, replica: il bene è di mia proprietà, non è demanio pubblico. Roberta Lunghi. I crateri silvestri non sono, al contrario di quanto hanno fatto credere, patrimonio dell'umanità. Non sono neanche ricadenti in territorio del parco di massima tutela e non sono assolutamente demanio, perché altrimenti non li avrei potuti acquistare. Così l'imprenditore Francesco Russo Morosoli, proprietario dell'azienda Funivia dell'Etna, dopo le polemiche sull'accesso a pagamento ai crateri silvestri sul versante meridionale dell'Etna. Per Morosoli, proprietario dell'area dal 1997, non si tratta di un ticket ma di un contributo di 5 euro per la valorizzazione di un sito dove nel tempo si sono dovuti affrontare i problemi legati alle troppe incurie, ai troppi atti vandalici, ai troppi incidenti. I 5 euro da versare comunque solo dai non residenti in Sicilia hanno creato reazioni politiche e istituzionali. Da Ismaele Lavardera, deputato regionale e leader di Controcorrente, che annuncia un'ispezione, alle deputate del Movimento 5 Stelle, Lisa Adorno e José Marano, che ha presentato tra l'altro un'interrogazione parlamentare per fare chiarezza sulla vicenda. Non comprendo quindi tutto questo clamore, visto che in Italia ci sono migliaia di siti come questi privati in cui si paga un biglietto di accesso. Per il sindaco di Nicolosi Pulvirenti, che ha annunciato un'ispezione congiunta, la proprietà privata non può prevalere sull'interesse pubblico. Morosoli replica ricordando un antefatto. Il comune di Nicolosi, nei vari consigli comunali già ad aprile, parlava appunto di questo possibile paventato ticket, chiamiamolo così, ai crateri silvestri. E poi, per l'imprenditore, resta da valutare anche lo sfruttamento turistico del luogo, con pacchetti venduti dai tour operator. Devo pagare gli operatori che raccolgono la spazzatura, devo pagare i risarcimenti danni perché, essendo il proprietario, ho la responsabilità civile, penale e amministrativa del sito, e gli altri possono benissimo vendersi le escursioni a gratis a casa mia. Pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Siamo alla politica, all'Ars arriva la manovra quater, ma le tensioni nella maggioranza di centrodestra dopo le nomine di Schifani agitano i rapporti con Fratelli d'Italia. Sentiamo Luca Ciliberti. Fibrillazioni autunnali nella maggioranza di centrodestra alla regione. Soffiano venti di crisi sulla giunta Schifani all'indomani delle nomine di sottogoverno. La scelta di riconfermare il dirigente della pianificazione strategica, l'assessorato alla salute Salvatore Iacolino, non va giù a Fratelli d'Italia, che da mesi sembra diventata marginale nelle dinamiche di governo. Il rientro di San Martino in giunta, la Lega che continua a collezionare nuovi ingressi e il riposizionamento dei centristi nell'asse del presidente della regione agitano il gruppo dei meloniani, che adesso potrebbe soffiare sulla crisi, anche se l'asse Schifani-La Russa resta al momento saldo. È chiaro che c'è stato un problema politico con la presidenza della regione in ordine alle ultime nomine che riguardano l'assessorato alla sanità. Non penso che questo problema possa avere ripercussioni sull'iter in aula della variazione di bilancio, che è tutt'altra materia e che almeno da parte nostra non subirà imboscate durante il percorso. Sulla sanità regionale attacca anche l'opposizione. Il Movimento 5 Stelle accusa l'assessorato di aver gonfiato i numeri della cardiochirurgia pediatrica di Palermo ed è pronta a dare battaglia divulgando tutti i dati dubbi nel corso di una conferenza stampa convocata per domani. Intanto arriva in aula la finanziaria quater, 240 milioni di euro, che solleticano gli interessi della politica territoriale.
E parliamo adesso del progetto dell'ASP di Siracusa rivolto alle neomamme. Nei primi 3 mesi dopo il parto un'equipe di esperti affiancherà i genitori con visite gratuite. Francesco Aloi. È la prima volta che divento mamma, sono molto contenta. Ansiosa, però sono molto supportata dall'equipe medica. Carmelita è al 7° mese di gravidanza e insieme al marito non vede l'ora di accogliere Ginevra in famiglia. Una fase importante della vita che per i primi 3 mesi dal parto sarà monitorata da un'equipe di ostetriche, psicologi e assistenti sociali. Tutto offerto dall'ASP di Siracusa. Mi sento più protetta, più coccolata e soprattutto perché essendo neomamma non so cosa mi possa aspettare dopo la nascita della mia bambina. Ti aspetto a casa è il nome del progetto curato dall'unità operativa complessa materno-infantile. Una novità, qui partita da poco, già molto apprezzata. Le donne potranno stare tranquille nel postpartum, che è un momento particolare per esse, perché nei primi 3 mesi succedono 1000 cose negative. Una delle tante è il discorso della depressione postpartum. Il luogo della visita può essere il consultorio o addirittura la propria abitazione. Un servizio di assistenza pensato per tutti, soprattutto per le famiglie a basso reddito. Però non tralasciamo e non lasciamo da parte nessuno. Se ci sono altre donne che ce lo richiedono, noi anche se ci facciamo in 4 riusciremo sicuramente a fare fronte. Ottobre rosa, il mese della prevenzione, gli screening gratuiti dell'ASP di Catania, l'importanza della mammografia per la diagnosi precoce del tumore alla mammella sono gli argomenti del Focus in onda oggi alle 14:30, subito dopo il TG su Telecolor. Adelaide Barbagallo ne parlerà con il dottor Mauro La Rosa, responsabile screening dell'ASP di Catania, e con la dottoressa Cristina Mauceri dell'unità operativa complessa malattie cronico-degenerative. La trasmissione è anche in streaming su siciliaweb.it, le vostre domande con un messaggio al 342 745 5005. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo alla pagina sportiva, al calcio, giorno di riposo oggi per il Catania che ieri ha sostenuto il primo allenamento in vista della trasferta di Giuliano. Toscano ha ritrovato Aloi e Rolfini, venerdì la partenza per la Campania. Sentiamo Francesco Triolo. La trasferta di Giuliano in programma sabato pomeriggio è l'antipasto per i piatti forti dell'ottobre rossazzurro. Arrivare bene al doppio impegno con Salernitana e Benevento è l'obiettivo della squadra di Mimmo Toscano. Arrivarci bene significa farlo dal punto di vista mentale, dell'entusiasmo, ma soprattutto da quello fisico. E sotto questo aspetto arrivano buone notizie dall'infermeria. I rossazzurri, che hanno già cominciato la preparazione in vista della trasferta contro il Giuliano, hanno ritrovato un paio di effettivi in gruppo. Ieri sono rientrati infatti al lavoro a pieno regime con i compagni sia Salvatore Aloi che Alex Rolfini. Il centrocampista ha saltato le ultime 5 partite a causa di un infortunio muscolare, mentre l'attaccante, fermato in estate da una lesione miotendinea, non ha ancora debuttato in maglia rossazzurra. Entrambi sono attesi nella lista dei convocati già dalla trasferta in Campania. Indicazioni positive sono arrivate anche per l'attaccante Francesco Forte, tenuto a riposo dopo le noie accusate a Cerignola, ma da considerare tra i disponibili per il prossimo match. Oggi giornata di riposo per la squadra, che tornerà ad allenarsi domani e lo farà quotidianamente sino a venerdì mattina, quando è prevista la rifinitura e poi la partenza per la Campania. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso al nostro Focus. A tutti un buon pomeriggio.